Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì in diretta alle 15:20 sul canale 15 proprio di 7 Gold per raccontare il calcio dilettantistico siciliano. Puntata importante perché parleremo di Serie D, ma parleremo anche di eccellenza e con noi un giornalista sportivo che conosce molto bene tutto il movimento dilettantistico siciliano, Francesco Cammuca. Ciao Francesco, ben trovato. Buon pomeriggio Ettore, buon pomeriggio anche a chi ci sta guardando. È un ritorno a Penalty, esatto. L'avevi promesso, grazie perché grazie insomma, hai accettato subito il ritorno in trasmissione. Serie D un po' ingarbugliata oppure pensi che i giochi sono fatti? Giochi secondo me non ancora fatti ma ben avviati, soprattutto per la vetta. Dispiace per la situazione dell'Akragas in coda invece. Beh, la situazione dell'Akragas credo che sia ormai quasi definitiva, addirittura si parla che giorno 23 non torneranno in campo perché manca il minimo essenziale per poter fare una trasferta, per poter gestire una squadra, e parliamo di Serie D, cioè questa è una cosa che ci sorprende, no? E parliamo anche di un capoluogo di provincia e di una città gloriosa, capitale italiana della cultura. Quest'anno insomma hanno messo insomma una negatività grande con questa stagione assolutamente fallimentare. Chi ti è piaciuto di questa Serie D però, come squadra, come gioco, come anche intensità per un campionato che è sempre molto difficile? Allora, te ne dico due, sì, entrambe siciliane ed entrambe per il momento fuori dai giochi di altissima classifica, che sono Paternò e Gia Virtus. Bravo, mi piace, condivido. Ci metterei anche un pochettino la Castrum, soprattutto per la prima parte. Adesso sta un po' in sofferenza, tra l'altro il giorno 23 giocherà a Siracusa e credo che sia una partita che insomma va presa con le pinze anche da parte del Siracusa. Certamente è lo spartiacque, penso, per la stagione di entrambe, anche perché il Castrum Favara è reduce da 2 sconfitte in casa consecutive, sì, contro 2 squadre comunque molto forti. Sì. Tra l'altro col Pompei era anche la rivincita dello scorso playoff di eccellenza, dell'eccellenza e non è ancora anno tranquilla in classifica, mentre invece il Siracusa sa che non può fallire più. Assolutamente, anche perché la regina incombe, c'è il fiato addosso, quindi insomma non può assolutamente permettersi di perdere questi punti, che in questo momento sono soltanto 3, sono tanti ma non sono neanche moltissimo. Assolutamente no, anche perché dopo la vittoria di Reggio Calabria il Siracusa era andata a +6. Sì. È bastata una partita per dimezzare lo svantaggio. Il Siracusa. E tra l'altro sconfitta in attesa, molto in attesa, perché il clima da Ciriale non era e tuttora non è dei migliori. E basta poco, hai detto tu, basta poco per cambiare in meglio o in peggio la classifica. È vero. Beh, abbiamo già dato i dati introduttivi di questo campionato nazionale dilettante, partiamo dunque con la Serie D. Questa domenica passata si è giocata la 10ª giornata di ritorno, eccola qua la schermata con i risultati. Nissa che vince in casa della Scafatese 2-1, vittoria fuori casa anche del Pompei contro la Castrum Favara, 3-1 della Ciriale contro il Licata Calcio, 3-2 del Paternò contro il Città di Sant'Agata, vittoria fuori casa anche per il Siracusa, 2-0 contro l'Enna, Novegea batte Sambiase 1-0, Vibonese che vince in casa del Ragusa 1-0, vittoria della Regina 2-0 contro l'Akragas ed infine la San Cadaldese che vince una partita importantissima contro una diretta concorrente per la salvezza, parliamo dell'Ocri 1909. Guardiamo la classifica, beh ormai la conosciamo tutti, Siracusa in testa con 63 punti, 60 la Regina con 54 la Scafatese, 52 punti il Sambiase, 48 Vibonese Calcio, 42 Nis FC, 39 Novegea Virtus, con 37 il Paternò, 33 per la Castrum Favara, 32 punti per il Ragusa, con 31 l'FC Pompei, 30 punti Città di Ciriale, 27 San Cadaldese ed Enna Calcio, 25 Città di Sant'Agata, 23 l'Ocri 1909 insieme al Licata Calcio, ultima in classifica l'Akragas con 15 punti. Non si torna in campo domenica perché c'è il torneo di Viareggio, si tornerà in campo domenica 23 di marzo, abbiamo già la schermata, Akragas Licata Calcio, FC Pompei Ragusa Calcio, l'Ocri 1909 Nuovi Gia Virtus,
Virtus, Nis FC Città di Sant'Agata, Paterno Calcio e Nacalcio, San Biase Regina 1914, San Cataldese Scafatese, Siracusa Calcio Castrum Favara ed infine la Vibonese che giocherà in casa contro il Città di Aciriale. Allora, partiamo intanto da questa bella partita della Nissa che vince in casa di una Scafatese che non dico che può ambire ancora alla vittoria finale, ma è una squadra che comunque ha dimostrato quest'anno di avere le carte in regola comunque per essere una squadra leader nel girone. È una Nissa che non ti aspettavi da un paio di settimane a questa parte? È una Nissa che sicuramente ha svoltato. Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, la Nissa in quel periodo era un po' in difficoltà. Sì. Adesso con Campanella, con qualche aggiustamento sul mercato a dicembre, ha trovato la sua quadra Ha definitiva. trovato soprattutto Diaz. E ha trovato il Tato Diaz, anche se un giocatore molto sottovalutato ha deciso la partita di Scafati, che è Samaché. Sì. L'anno scorso bomber di scorta a Trapani, quest'anno bomber di scorta a Caltanissetta. È una squadra che... Ma da qualche settimana vedo che però Campanella lo utilizza con più continuità, quindi evidentemente sta riacquistando quella forma necessaria per mantenere anche una forma importante all'interno proprio dello scacchiere tattico. Ma sì, ma alla fine è un attaccante che ha sempre fatto gol, Sì, a Licata, a Trapani, sì, anche l'anno scorso, e penso che sia un'arma tattica molto importante perché ormai tutte le difese del girone stanno su Diaz, quindi la sua presenza unita a quella di giocatori come Rotulo, come Agnello, è fondamentale proprio per rendere ancora più brioso l'attacco della Nissa, e Nissa che adesso si trova al di sotto di quelle che ho definito fin dall'inizio le magnifiche 5, perché adesso sono 6. E adesso attenzione perché è a 6 punti dal quinto posto, potrebbe magari con un po' di fortuna agganciare i playoff. Diciamo che ci piace questa Nissa così, perché vuol dire che si è lavorato bene e non è escluso che da questa base si possono buttare le idee per la prossima stagione. A me sono giunte voci di un giovannone particolarmente carico in vista della prossima stagione, perché si rende conto che tra la squadra che vincerà il campionato e magari un piccolo regalino, un piccolo assist dagli eventuali ripescaggi, si rende conto che l'anno prossimo potrebbe già essere un anno buono per tentare la scalata in C, e quindi già si parla di investimenti importanti, di un budget importante. È vero. Per tentare l'assalto alla C, e ovviamente per la Sicilia sarebbe il massimo. Assolutamente. Guardiamoci gli highlights: vittoria fuori casa della Nissa 2-1 contro la Scafatese. Una sfida per le zone nobili di classifica tra due grandi protagoniste neopromosse. Per la 27esima giornata del girone di Serie D, la Scafatese apre le porte di casa per ospitare la Nissa. Una bella gara che mette di fronte la terza forza del campionato, reduce da ben 4 successi consecutivi, e la sesta. In classifica i siciliani, dopo aver inflitto un netto 3-0 Legge Virtus, sognano ancora di agganciare la zona playoff. Prima occasione di marca nissena dopo 3 giri di lancette, la palla arriva al limite dell'area di rigore per Diaz, il capocannoniere del campionato, però calcia alto. Al sesto, risposta dei canarini, la palla arriva dalla sinistra per Soué Musaballa, palla fuori. Al nono, conclusione alla distanza, bravo Elezai, in tuffo a parare sul continuo, giallo per simulazione ai danni di un calciatore locale. Al 13esimo la punizione di Agnello per Diaz, palla alta ma era tutto fermo in posizione di offside. Minuto 17, giro palla della Scafatese, lancio in aria per Molinaro, attento l'estremo difensore Elezai. Al 20esimo passano i canarini, Molinaro per Foggia, la sfera arriva ad Esposito che fredda però Elezai con un bolide sotto la traversa, gran conclusione che vale l'1-0 della Scafatese. Termina così la prima frazione di gioco, trascorrono 5 minuti e rientro in campo delle formazioni. Palla lunga per Samaché, lob perfetto per battere Becchi, ma la sfera viene salvata da un grande intervento in estirata. Al 53esimo Dall'Oro recupera la sfera, serve Samaché che gliela ridà lungo la linea, palla dentro per Rotulo, Becchi con una bella parata salva il risultato sull'ex Licata. Minuto 58, magia in mezzo a 3 a centrocampo di Dall'Oro, sfera che arriva a Samaché che fa da sponda per il compagno di squadra Neri, ancora attento l'estremo difensore, la Scafatese Becchi. 3 minuti dopo l'ora di gioco la punizione vincente di Agnello però vale il pareggio e la compagine mister Campanella, tutto da rifare
per la Scafatese 1-1. Prova allora a rimettere in moto la propria macchina offensiva alla compagine locale. Prima conclusione di Iannone al minuto 70, respinta, poi Esposito grazie ad una deviazione impensierisce Erezai, che però è attento e blocca la sfera. 5 minuti più tardi Iannone per Colley che stoppa e si gira ancora, una conclusione parata senza troppi patemi d'animo da Erezai. A 10 dal termine la sfera arriva a rotolo che premia il movimento di Samaché, stop e lob vincente, la Nissa ribalta la pratica Scafatese 1-2, gran palla di rotolo e che stop di Samaché che mette giù col petto e poi fredda Becchi con un preciso destro. 2-1 per la compagine Mister Campanella. Scafatese che prova a riversarsi in avanti, sfera lunga per Colley che va col tiro cross ma non trova nessun compagno pronto a spingere in rete. Termina così, la Nissa fa il blitz a Scafati e prosegue nel sogno chiamato playoff. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Un sogno chiamato playoff. Tutto è possibile a questo punto con questa Nissa che stiamo vedendo giocare da un paio di settimane in maniera splendida, e si possono spalancare i playoff. 6 punti sembrerebbero tanti, però è anche vero che tanti scontri diretti potrebbero agevolare l'eventuale ingresso della Nissa nei playoff. Assolutamente sì. Per quanto valgono i playoff ovviamente in Serie D, sì, però alla fine è un prestigio importante da neopromossa, perché non dimentichiamo che al netto degli investimenti la Nissa è una neopromossa e quindi è qualcosa di cui andare fieri, anche perché, come abbiamo detto prima, per come è iniziata la stagione, dubito che a dicembre qualcuno avrebbe pensato che la Nissa potesse essere attualmente sesta, con un buon distacco sulla settima e comunque non troppo lontana dai playoff. È vero, è vero. Mentre invece situazione un po' negativa in casa Favara, perché perdono quasi uno scontro diretto proprio con il Pompei, 1-0 per la squadra napoletana. Che succede alla squadra di Infantino? È in sofferenza dal punto di vista atletico, oppure evidentemente tutte le altre squadre che vanno a giocare a Favara sanno che vincere lì i punti sono pesanti, come nel caso del Pompei? Assolutamente. Allora, io ho visto la partita, non è stata molto fortunata la squadra di Infantino sul piano degli episodi, fondamentalmente perché il Pompei ha sfruttato una delle pochissime occasioni che ha avuto, sì, perché è vero. Soprattutto la nel partita primo l'ha tempo, fatta la Castro. soprattutto nel primo tempo il Castro Favara ha fatto la partita, è mancata la zampata, soprattutto per portarsi in vantaggio, perché sembrava quasi il film della partita dello scorso anno dei playoff, sì, in cui dai e dai, poi il Pompei ha alzato un po' i giri del motore ed è passato in vantaggio. È mancato quel qualcosina che è mancato anche 2 settimane fa contro il Sambiase, però la sensazione è che basti veramente poco a questa squadra per accendersi, perché comunque i giocatori di livello diciamo che ci la sono. pausa dovuta al Viareggio potrebbe far bene alla squadra di Infantino per resettare un po' tutto, perché adesso c'è questo scontro in casa del Siracusa e lì insomma è una partita difficile. Assolutamente. Decisamente difficile. Bisogna essere onesti, no? Il tasso tecnico è totalmente diverso rispetto alla squadra di Infantino. Assolutamente, ricarichi le batterie, elimini un po' di scorie negative, Bravo, che vuoi o non bravo, vuoi bravo. ti si accumulano nella testa, perché un mese e mezzo fa eri sesto, settimo in classifica, adesso vedi Pensavi che in una maniera diversa. adesso vedi che da sotto la Cireale fa punti, la San Cataldese fa punti, Ti fai il delle domande e Sant'Agata cerchi di darti rischia. delle risposte, Esatto, è vero, è esatto. vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Pompei 1-0 proprio in casa del Favara. Favara contro Pompei, 9 mesi dopo la semifinale che valse per la formazione campana l'accesso alla finalissima per la promozione in Serie D, si ritrovano le due piazze ancora al Bruccoleri, laddove l'anno scorso i rossoblu estromisero i gialloblu dalla corsa per accedere al piano di sopra. Si ritrovano in questo campionato per andare a caccia di punti pesanti per cercare di arrivare il più presto possibile alla salvezza. Allora andiamo con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano, con il primo tentativo sul calcio di punizione da parte di Baglione, poi questa opportunità con la parata di Scuffia sulla conclusione di controbalzo. È un buon inizio per il Castrum Favara, che qui con il tiro cross di Vaccaro non impensierisce più di tanto la difesa pompeiana. Poi
la palla dall'altra parte che arriva nel cuore dell'area di rigore, c'è questa sponda per la conclusione con la sfera che però si perde alta sopra la traversa. Torna a farsi vivo il Castrum Favara con questo scarico da parte di Lapena, poi la palla messa in mezzo, non riescono ad arrivare gli attaccanti della formazione guidata da Infantino, che comunque gioca un buonissimo primo tempo. Qui con Baione il controllo, la conclusione mancina dal limite bloccata senza problemi da D'Agostino, poi dal corner successivo per poco non arriva Vaccaro alla correzione a rete, poi cerca di insistere ancora con l'azione alla Piana, serie di finte ubriacanti, ancora a cercare luce per il cross, per la palla toccata forse con un braccio da Vitale, non secondo il direttore di gara, conclusione dalla distanza, parata da D'Agostino. Ancora la squadra in tenuta giallo canarino a cercare ancora con il suo numero 10 la conclusione dalla distanza, ancora il pallone che sibila lontano dalla porta difesa da Bernardino D'Agostino, poi questa azione sulla destra del Pompei con la palla messa in mezzo per Leven, il quale cicca l'appuntamento col tiro, per sua fortuna era in fuorigioco, forse ancora in offside il numero 9 del Pompei, che questa volta prova a servire in mezzo ai compagni. C'è questa girata di puntoriere deviata in calcio d'angolo, poi sugli sviluppi della palla inattiva il tentativo da parte di Sepe con la palla che si perde alta sopra la traversa, poi opportunità enorme per il Castrum Favara che sbatte 2 volte sul muro rossoblu. Infine conclusione di Baione che si perde fuori. Occhio a questa azione insistita sull'out di destra da parte del Pompei, con la corsa ancora da parte di Sepe, il pallone messo in mezzo, la correzione vincente e il vantaggio da parte del Pompei che sblocca la partita, e dunque 1-0 firmato da Urino, entrato dalla panchina. E allora Castrum Favara che si getta all'assalto dell'area del Pompei, qui questo tiro cross insidiosissimo da parte di Baione non trova una correzione, calcio d'angolo successivo, la palla che arriva in area, il colpo di testa tentato da Varela con la palla che non arriva tra i pali, poi ancora un cross dalla sinistra, altra correzione di testa e palla che si perde fuori sul tentativo di Vaccaro, la palla che però finisce vicinissima ma non all'interno della porta del Pompei. Altro tentativo di Baione che mette in mezzo il pallone, allontana in qualche modo la difesa del Pompei sull'insidia di Varela sul secondo palo. Altro tentativo ancora Baione che lascia alla conclusione mancina, palla che si perde fuori. Può respirare il Pompei che sull'azione successiva batte un calcio di punizione e il signor Ravara della sezione arbitrale di Valdarno fischia 3 volte. Vince ancora il Pompei che conferma la sua supremazia sul Favara. Castrum Favara dunque che cade in casa, adesso la squadra di Infantino è attesa nella difficile trasferta di Siracusa, ma c'è dell'ottimismo. Io credo che comunque la squadra di Infantino la partita a Siracusa se la giocherà. Ben venga la vittoria del Siracusa perché così può continuare il suo progetto di promozione, però è anche vero che questo Favara non credo che mollerà facilmente, conoscendo soprattutto l'allenatore. Tu sai quanto Infantino è uno determinato, così come è determinato anche questo Città di Aciriale, 3-1 contro il Licata. Non dico che con questa sconfitta il Licata entra in crisi depressiva, però è anche vero che perdere contro il Città di Aciriale per la sua classifica diventa pesante. Sì, sicuramente è una sconfitta molto pesante perché classifica alla mano, ma anche quello che ne può scaturire a livello psicologico, perdere uno scontro diretto, certo, senza mezzi termini, chiaro, può essere pesante. Era anche un derby siciliano, quindi ancora più pesante. La speranza è che Pippetto Romano riesca a tirare fuori quello che serve. Diciamo pure che deve fare un mezzo miracolo. Deve fare un mezzo miracolo, lo sappiamo capace di tante imprese. È vero. Però sappiamo anche che il materiale a disposizione non è esattamente quello a cui è abituato. È vero. Guardiamoci le interviste post partita. Vittoria del Città di Aciriale 3-1 contro il Licata Calcio. Per un attaccante il gol è vita, è fondamentale. Io ho cercato di entrare con la testa giusta, con la giusta cattiveria. Sapevo che comunque le occasioni mi sarebbero capitate. Molte volte, spesso mi capita che mi mangio molti gol, però sono entrato proprio con la testa giusta, che volevo ribaltare la partita e l'ho fatta e sono contento. Ma soprattutto è merito dei miei compagni perché mi hanno messo nelle migliori condizioni di poter fare gol e sono contento.
Io penso che in questo campionato qualsiasi partita è difficile, poi specialmente fuori casa che trovi magari quelle squadre, anche se sono negli ultimi posti classifica, che si tendono a chiudere e a fare la guerra, quindi non è mai semplice. Noi comunque dobbiamo cercare di fare punti in casa fuori casa perché non abbiamo mai vinto quest'anno, quindi spero che già la prossima potrà arrivare questa vittoria. Sono arrivati giocatori che hanno portato comunque vivacità e serenità pure. Sono giocatori comunque d'esperienza, sono arrivati Benjamin, Petta, che sono giocatori d'esperienza che ci hanno dato una mano pure a livello di spogliatoio. E niente, siamo tutti quanti contenti e dobbiamo continuare così. Sì, indubbiamente c'è da fare soltanto tanti complimenti alla squadra, perché pur in un primo tempo di sofferenza, di fatica, anche magari di poca lucidità, c'è stato poi un secondo tempo di grande voglia. Tutti hanno dimostrato di voler vincere la partita, ci hanno messo l'anima e certe scelte hanno pagato. Chi è entrato bene, ha spostato molto la partita, moltissimo direi. A dimostrazione che il calcio è fatto anche di condizione fisica, di gamba. A me piacciono i giocatori che hanno gamba, che hanno forza fisica, e oggi si è visto perché spostano e ci hanno dato veramente una grande mano per ribaltare questo risultato di una partita che era una buccia di banana che poteva essere pericolosissima, e siamo riusciti con la bravura di tutti quelli che hanno giocato il secondo tempo e che sono entrati a ribaltare il risultato. Aciriale vincente contro il Licata, si risolleva un po' in classifica, mentre invece a questo punto il Città di Sant'Agata ripiomba di nuovo in una zona sempre più drammatica. Nei confronti di un Paternò ha cercato di tamponare il più possibile, ma poi alla fine insomma la squadra catanese ha portato 3 punti pesanti. Come vede il campionato del Paternò? Mi hai detto che ti è piaciuta sì, questa stagione, ma soprattutto in questo caso come vedi la stagione mezza fallimentare del Città di Sant'Agata? Il Sant'Agata sì, è una delle delusioni. Al netto della classifica le prospettive estive suggerivano altro, sì, perché comunque c'è stato questo cambio di assetto societario. Hanno fatto 3 anni di playoff, quindi assolutamente. Insomma... Poi tra altre cose quest'estate c'è stato anche un rimpasto societario, nuovi soci. Sì. Sembrava che potesse andare tutto per il meglio, invece dovranno lottare fino alla fine per evitare o la retrocessione o i playoff, vedremo. Paternò bene, Paternò bene, sì. È un premio secondo me anche alla caparbietà e alla crescita che sta avendo mister Catalano. Conosce bene la categoria, diciamolo assolutamente pure, L'anno scorso meritava, conosce anche l'ambiente di Paternò. Assolutamente, l'anno scorso lui avrebbe meritato di andare in D col Favara, sì. Alla fine è entrato alla porta di servizio, sì, potremmo dire, ma però non con lui. Se lo sta meritando e sta facendo un grande campionato. È vero. Guardiamoceli questi highlights, la vittoria proprio del Paternò 3-2 in casa della Città di Sant'Agata. Nella gara più attesa dalla Sant'Agata contro i rivali del Paternò, la squadra di Ferraro esce sconfitta davanti ai tifosi del Fresina, fallendo la grande chance di portarsi a un tiro di schioppo dalla salvezza diretta. Il match aperto e combattuto si apre dopo 8 minuti quando Farinas raccoglie l'invito di guida e indisturbato mette alle spalle di Minguzzi il pallone che spiana i suoi la strada verso la vittoria. I locali non ci stanno e rispondono al 12° con Dorato che di testa impegna Tosoni alla parata, ma è il Paternò ad avere 3 minuti dopo la possibilità del raddoppio su calcio di rigore concesso da Tagliaferri su Gaffuri, ma dal dischetto Minguzzi dice di no alla conclusione di guida. Così, per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito, al 22° il Sant'Agata pareggia i conti grazie a Catalano che capitalizza al meglio l'ottimo lavoro di Pussetto, firmando così il suo 7° sigillo in campionato. Ci crede la squadra di Ferraro, solo la decisiva uscita di Tosoni nega a Pussetto la gioia del gol. Vantaggio che al minuto 39 trova invece il Paternò quando guida con un destro sotto porta fa
fa 2-1 per i rosso-azzurri. Nella ripresa il Sant'Agata spinge alla ricerca del pareggio ed è ancora un super Tosoni a dire di no alla conclusione di Iuculano. L'estremo paternese però nulla può fare al minuto 67 quando Pussetto di testa mette alle sue spalle il solito assist di Catalano, ristabilendo di fatto la parità. Ma anche in questo caso la gioia dei locali dura poco, infatti al 76esimo il fischietto livornese concede al Paternò il secondo penalty di giornata e dagli 11 metri Porcaro non sbaglia, facendo così Sant'Agata 2 Paternò 3. Finisce così, il Paternò si porta in classifica a quota 37 punti, a più 10 sulla zona playout, mentre il Sant'Agata, che non vince in casa dallo scorso 10 novembre, rimane fermo a 25 punti in quart'ultima posizione e con la quota salvezza distante 3 lunghezze. Complimenti alla Paternò che sbanca in casa della città di Sant'Agata, mentre invece a questo punto dobbiamo parlare del Ragusa, che viene da una situazione positiva da un paio di settimane. Erra ha fatto un bellissimo lavoro, ci può pure stare che perdi in casa contro la Vibonese, o sbaglio? Nel frattempo possiamo vedere già delle immagini. Assolutamente sono d'accordo, perché comunque la Vibonese, per quanto si sia un po', non sia più la squadra del girone di andata, non dimentichiamo, la Vibonese a un certo punto era anche prima in classifica nel girone di andata. L'accoppiata Facciolo-Meli sta facendo molto bene anche a Vibo, è comunque una grande squadra. Se non era andato in gol anche un nostro prodotto siciliano, che è Alessio Cardinale, che è un centrocampista veramente molto forte, figlio d'arte del grande Tonino, di Tonino quindi ne approfittiamo anche per celebrarlo. Però sì, è stata una partita molto equilibrata, decisa da questa situazione appunto un po' confusa. Eccolo qua il gol, è stato bravo Alessio a inserirsi, però alla fine il Ragusa non ha demeritato. Come hai detto tu, Erra sta facendo bene e penso che possano arrivare a salvarsi tranquillamente. Ma ne sono pienamente convinto, la classifica in questo momento è dalla loro. Qualche scontro diretto deve ancora arrivare, però è anche vero che soprattutto fuori casa è una squadra arcigna, è difficile batterla, e quindi questa potrebbe essere la prerogativa per fare questa parte finale della stagione con più serenità, soprattutto quando appunto vai a giocare fuori casa. Voltiamo pagina, perché dobbiamo parlare a questo punto di questo Siracusa. Ad Enna è arrivato Passiatore, è andato via Pagana e subito il mister si è dovuto scontrare contro la capolista di questo girone. Poco tempo anche per preparare la partita. L'Enna probabilmente ci ha messo soprattutto il cuore, ma nei confronti di questo Siracusa il gap era forte, era considerevole, o sbaglio? Sì, diciamo che non è esattamente la partita con cui un nuovo allenatore vorrebbe esordire. Considerando sia la situazione in cui è arrivato e sia naturalmente l'avversario. Il Siracusa alla fine ha fatto il Siracusa, ha fatto quello che doveva fare per vincere la partita, però io sono convinto che, considerando il materiale che ha a disposizione Passiatore, anche l'Enna riuscirà a farsi un altro anno di Serie D, perché se lo merita. Assolutamente. Tra l'altro lo stesso presidente ha ringraziato tutto lo staff tecnico che è andato in massa via, compreso il direttore sportivo da Enna, perché comunque il lavoro è stato fatto. Poi è chiaro che per dare una svolta alla crisi di risultati devi per forza cambiare, devi prendere un nuovo allenatore, anche se i tempi sono secondo me un po' ristretti, e ambientarsi in una realtà come Enna, neopromossa, per un allenatore che ha già qualche esperienza in Serie D, non eccelsa ma che comunque ha esperienza, non è mai facile. Sì, io penso che a 7 giornate alla fine, ovvero quando c'è stato il cambio in panchina, il cambio di assetto tecnico, considerando appunto il cambio anche del direttore sportivo, sia sempre difficile subentrare, e quindi si va anche a rischiare e anche di complicare le cose, perché è chiaro, l'Enna non è in una situazione di classifica tragica, non è come Illicata per esempio. Beh, indubbiamente, però è anche vero che se la crisi però dei risultati perdura, devi fare qualcosa, devi smuovere anche l'animo e la mente e le emozioni ai giocatori che devono poi affrontare questa parte finale, dove ogni partita diventa pesante perché devi portare punti, perché sennò le altre ti vengono addosso, e quindi sotto questo punto di vista non è certamente facile in questo momento il percorso di Passiatore insieme a tutto il suo staff. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio del Siracusa 2-0 in casa dell'Enna.
Il Siracusa espugna il Gaeta di Enna per 2-0 con una rete per tempo di Maggio e Sus. Turati non può disporre degli squalificati Puzzone e Sarao e dell'infortunato Di Grazia, preferisce quindi inserire Bonacchi da esterno destro difensivo col giovane Di Paolo in avanti. Ancora fiducia, ha convinto sull'out di sinistra, Alma parte dalla panchina. L'inizio è dell'Enna, o quantomeno un tentativo all'8° per la formazione di casa con Cicirello che da sinistra mette in mezzo, Iovino è pronto però sulla corta respinta di Pistolesi. Dopodiché è tutto Siracusa. Al 10° Russotto ci prova da fuori, la palla finisce alta. Ancora Russotto al 24° su punizione, respinta di Simeoli, né Maggio né Sus arrivano in tempo per il tap-in vincente. Risponde l'Enna al 30° con una conclusione alta da lontano di João Pedro, brasiliano e regista della squadra. Dall'altra parte risponde il Siracusa 5 minuti dopo con Candiano, il suo destro però è svirgolato e si perde fuori. Al 42° il Siracusa ottiene calcio di rigore, l'uscita del portiere Simeoli addosso a Russotto che viene messo giù, non protesta nessuno, l'ottimo arbitro Deborah Bianchi di Prato assegna il rigore e ammonisce il portiere di casa. Mimmo Maggio dal dischetto trasforma in sicurezza. Il secondo tempo si apre con un tentativo al terzo ennese per un calcio di punizione di D'Amore, con la palla che però finisce alta di poco. Al quarto, grande risposta del portiere di casa Simeoli sul rigore in movimento di Candiano che aveva piazzato il pallone all'angolino. Al 12° Russotto per convitto il cross per Maggio che non ci arriva di un niente. Entra Longo per Russotto al 16° e il Siracusa si porta nel giro di 3 minuti sul 2-0. Il cross è di Baldan per la testa in elevazione perfetta di Joachim Sus che batte il portiere di casa e realizza così il suo 4º centro stagionale, fra l'altro nelle ultime 3 trasferte ha in pratica segnato sempre lui. Finisce così con Aretusei vittoriosi, la Regina che fa altrettanto con l'Agragas, ma la Scafatese perde in casa con la Nissa ed è ormai fuori dai giochi promozione. Sarà una lotta a 2 Siracusa-Regina nelle ultime 7 gare da giocare. Domenica turno di riposo, si tornerà in campo il 23 in casa contro la Castrum Favara, la Regina attesa dal derby in trasferta col Sambiase. E parliamo adesso della nuova Igea Virtus, però prima dobbiamo ricordare la figura di un collega, di un giornalista, l'addetto stampa della nuova Igea Virtus, Pugliafito, che ci ha lasciato quasi inaspettatamente. Tu mi raccontavi che avevi avuto modo anche di conoscerlo personalmente. Sì, con Giuseppe ci siamo conosciuti per la finale di Coppa Italia Eccellenza dello scorso anno, sì, a Barcellona, una persona squisita, prima ancora che un bravissimo collega. Ha sorpreso tutti, anche perché è stato veramente un fulminaccio al sereno. Lui era a un film festival in provincia di Messina, stava svolgendo il suo lavoro, sì, ed è stato colto da un malore. Questa è stata una notizia. Era anche un uomo di sport comunque, sì, assolutamente, decisamente, a parte che insomma spaziava a 360 gradi anche in altri settori, ma il grande amore per la nuova Igea è stato da sempre uno dei suoi punti di riferimento. È una figura che mancherà al giornalismo siciliano, io ne sono pienamente convinto. Assolutamente sì, perché proprio quella figura proprio di uomo e collega che viaggiavano su 2 binari paralleli. Lui sapeva essere bravo nel suo lavoro, ma anche cordiale con i colleghi. Bene, chiaramente ci uniamo al cordoglio con i familiari per questa immatura scomparsa dell'ex appunto addetto stampa della nuova Igea Virtus, che comunque scese in campo onorando anche la figura appunto di Pugliafito e perde il Sambiase, cioè nel senso che la nuova Igea porta a casa 3 punti che sono secondo me fondamentali per cercare di continuare a fare un po' il copia e incolla con la Nissa, nel senso che spera sempre anche lei di entrare nel gruppo dei playoff. Attualmente è un po' in fase calante, però è anche vero che questa partita col Sambiase non è che tac arrivi e la vinci,
Esatto, naturalmente c'era tanta voglia in più di vincere la partita. C'erano delle motivazioni extra, però ancora una volta la squadra di Panarelli sta confermando di essere squadra molto forte, difficile da affrontare perché è solida dietro ma anche forte in avanti. È vero. Quindi è veramente la mina vagante che, un po' come dicevamo prima della Nissa, la squadra che fai fatica ad accettare di affrontare. In questo momento nessuno la vorrebbe incontrare. Esatto. Guardiamoci il servizio, la vittoria appunto della Nuova Igea Virtus 1-0 contro il Sambiase. Pomeriggio triste quello andato in scena al Dalcontres Barone di Barcellona, dove l'Igea Virtus, che ospitava il Sambiase per la 27ª giornata di Serie D, ha ricordato con un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio il proprio addetto stampa, Giuseppe Pugliafito, venuto a mancare improvvisamente venerdì all'età di 56 anni a causa di un malore mentre stava assistendo a uno degli eventi del Milazzo Film Fest in programma al Teatro Trifiletti. Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti, società, tifosi e l'intera cittadinanza barcellonese. Passando all'evento sportivo, in un clima di profonda commozione, i giallorossi di Panarelli ci provano con Konate che di testa chiama Giuliani alla parata. Lo stesso Konate risulta decisivo al 12° quando manda in angolo una conclusione ravvicinata del capitano ospite. Poi l'Igea torna a spingere al minuto 15 un tiro cross di Rana costringe Giuliani a rifugiarsi in angolo, mentre la punizione di Trombino 2 minuti dopo si perde alta sulla traversa. Gli sforzi dei barcellonesi vengono premiati comunque al 17° quando il direttore di gara concede loro il calcio di rigore sui Mo e dal dischetto Trombino fa 1-0 per i suoi e gol numero 9 in campionato per l'attaccante giallorosso. L'Igea tenta di chiudere i conti, ma il sinistro del solito Trombino al 31° è bloccato in tuffo da Giuliani. Il Sambiase si fa vedere prima dell'intervallo su calcio piazzato che si perde alto non di molto. Nella ripresa è però l'Igea ad avere la chance del raddoppio con i Mo che da pochi passi non c'entra lo specchio della porta di testa. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non trova nemmeno il Sambiase con palla che sorvola di poco la trasversale. Nel finale giallorossi in avanti alla ricerca del gol sicurezza, ma i tentativi di Trombino prima e Curo poi non sortiscono l'effetto sperato. Finisce così l'Igea Virtus sale in classifica a quota 39 punti e si porta a più 12 sulla zona play-out, mentre il Sambiase rimane a 52 in quarta posizione, ma il pensiero di tutti è andato poi a Giuseppe Pugliafito, a cui domani, lunedì 10 marzo alle ore 16, verrà dato l'ultimo saluto nella Basilica Minore di San Sebastiano. Chiudiamo il tabellino di questo girone I del campionato di Serie D con 2 partite. La prima, la Regina che vince facile 2-0, secondo me dopo 2 gol si sono proprio fermati, anche se l'Akragas ha cercato insomma di essere in campo con molta intensità, però la differenza era considerevole, quindi onore all'Akragas che comunque andando a Reggio Calabria quasi a proprie spese ha onorato il calcio, no? Cioè sì, in questo caso ha onorato il calcio. Questa Regina che vincendo rimane a 3 punti. Come vedi adesso le prossime partite per la squadra appunto calabrese? Sono partite da prendere tutte con le pinze, perché chiaramente quando giochi con la Regina l'impegno è doppio. Assolutamente sì, la Regina chiaramente vive con l'affanno queste ultime giornate perché chi insegue non è mai in uno stato mentale sereno, perché sai bene che devi vincerle tutte e sai anche bene che anche se le vinci tutte rischi che è quasi tutto inutile. Però bisogna dire che stanno facendo veramente un gran bel percorso. Trocini si è inserito bene al posto di Pergolizzi, ha anche rivitalizzato alcuni giocatori, tra cui la Ribbi che sta facendo un campionato eccezionale. Mi allineo a quello che hai detto tu sull'Akragas, perché i ragazzi, almeno quelli che sono rimasti, stanno onorando il campionato e meritano rispetto. Ci sono notizie che appunto quasi sicuramente non è escluso che giorno 23 questa squadra non scenda in campo e lì ricambierebbe anche un po' la classifica e tutto questo a discapito anche giustamente di una stagione che ha visto comunque tante società impegnarsi anche economicamente, e il fatto che una società abbandoni quando ancora il campionato non è finito non è certamente una cosa bella. Assolutamente anche lo no. stesso presidente Morgana lo sottolineava ieri in un'intervista rilasciata
lasciata ad Alessandro Silverio. Assolutamente no, lo scorso anno è successo, se ricordi, con la Mezia, Sì. e addirittura è successo a novembre. È successo a novembre addirittura, sì, sì, E mi ci fu ricordo. anche la Gioiese, se non erro, Sì, ebbe lo stesso sì. problema. 2 squadre. Quest'anno per scherzarci su potremmo dire sono riusciti a tirare fino a marzo prima di un'esclusione, però è pur sempre una sconfitta enorme per tutto il sistema. Soprattutto per la città. Esatto. Chiudiamo con San Cataldese che invece vince contro il Locri, una partita fondamentale per la sua classifica perché tira giù il Locri nella zona play-out, loro respirano perché 3 punti pesantissimi, io direi che sono più 6 che 3, e quindi a questo punto questa squadra di Pitatella è posizionata in una situazione di puro ottimismo. Sì, assolutamente, perché quando vinci certe partite poi le energie triplicano per proseguire il campionato. Era fondamentale, non era facile proprio perché era importante vincerla questa partita davanti al proprio pubblico, e sicuramente Pitatella e i suoi giocatori possono, non dico tirare un sospiro di sollievo perché ancora il cammino è lunghissimo, però sicuramente possono avere un sorriso un po' più pronunciato. Il cammino della San Cataldese è stato certamente un po' travagliato perché tra alti e bassi comunque i suoi punti li ha fatti, però è anche vero, e questo me lo insegni pure tu, che in Serie D spesso e volentieri è più conveniente fare un punto che perdere la partita, cioè un punto dopo l'altro ti porta sempre ad avere comunque qualche punto in più poi nella bagarre finale. E siccome adesso saranno insomma partite dove veramente i punti valgono il doppio, il fatto di avere fatto forse pochi punti nella prima parte un po' lo paghi. Sì, anche perché tra l'altro io rivedendo poco fa la classifica vedevo che comunque la media punti non è bassissima là sotto. Sono 27 punti, credo diciamo, la soglia play-out, Sì. che significa un punto a partita di Sì, media, quindi sì. vuol dire che a 35 punti rischi di non essere salvo. Certo, se fai un punto a partita adesso soprattutto è molto, molto difficoltoso. Bene, allora a questo punto ci dobbiamo fermare, abbiamo la pausa pubblicitaria e poi apriamo insomma la parentesi dedicata al campionato di eccellenza con la bagarre per il primo posto nel girone A e la bagarre anche tra 3 squadre nel girone B. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.
parte della nostra trasmissione, come al solito dedicata interamente al campionato di eccellenza. Partiamo con il girone A. Decisamente tutto aperto, anche perché sia l'Athletic che il Città di Gela hanno vinto. Uno sguardo subito ai risultati: pareggio tra Città di San Vitolo Capo ed Unitas Sciacca, così come fra Parmonval e Don Carlo Misilmeri. Vittoria dell'Accademia Trapani contro il Lascari Cefalù 5-1, vittoria dell'Athletic un po' soffrendo anche contro il Casteldaccia, vittoria della Folgore Castelvetrano contro il Marsala 1912, vince anche l'Oratorio San Ciro e San Giorgio contro il Partinica Audace, vince anche il San Giorgio Piana contro il Castellammare ed infine vince fuori casa il Città di Gela 4-0 contro la super giovane Castelbuono. La classifica la conosciamo, praticamente prima e seconda sono immutate ormai praticamente dall'inizio della stagione. Athletic Club Palermo 62, Città di Gela con 58, con 48 Unitas Sciacca, 42 Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana, con 37 Parmonval, 36 Accademia Trapani, 34 Marsala, 30 punti Castellammare, con 28 Città di San Vitolo Capo, 27 Folgore Castelvetrano, con 25 Super Giovane Castelbuono, 22 Partinica Audace, con 21 il Casteldaccia, 20 Oratorio San Ciro e San Giorgio, chiude con 11 punti Lascari Cefalù all'ultimo posto. Partiamo subito con le immagini. È stata una partita difficile per l'Atletico. Filippo Raciti dice sempre: queste sono le partite che mi spaventano di più, preferisco giocare i big match ogni settimana, ma eviterei facilmente queste brutte gatte da pelare, come nel caso del Casteldaccia. 2-1, un Athletic che forse è un po' stanco. Athletic forse un po' stanco, e bravo il Casteldaccia, perché tra l'altro non era nemmeno a ranghi completi, perché Sferruzza, il capocannoniere, era squalificato. Nonostante ciò ha tenuto benissimo il campo. L'Athletic, che probabilmente sì, come hai detto giustamente tu, magari sta un po' iniziando ad avere il fiato corto, perché ma non può perdere punti, assolutamente no. È un po' la situazione del Siracusa del girone D. Sì, Hai il vantaggio, hai il vantaggio, non puoi sbagliare. Forse in questo caso c'è un leggero margine in più, perché i punti sono 4, quindi hai magari un cuscinetto, però il Gela è sempre molto limitato, perché comunque poi se questo cuscinetto rimane un punto e mancano 2 partite, sai meglio di me che quelle 2 partite diventano 2 finali. Assolutamente sì. Tra l'altro mi piace accennare una cosa, che l'Athletic, nonostante un organico stratosferico, vince con i gol di 2 under, che sono Bongiovanni, che sta facendo un campionato eccezionale. Secondo me l'under più forte del assolutamente del girone. Sì, e Zalazar, che ha fatto tra l'altro l'ho utilizzato in più ruoli, perché per esempio ha fatto il braccetto nella difesa a 3, ha fatto l'esterno, ha fatto la mezzala, e domenica è stato decisivo. Le alternative di Raciti comunque non sono tantissime rispetto al Città di Gela, perché insomma Gaspare Cacciola, per fortuna per lui, insomma dispone di una rosa forse probabilmente più ampia, ideale per un campionato lungo e anche difficile come quello dell'eccellenza. Allora, l'Athletic va detto che sta avendo anche qualche piccolo problema a livello di infortuni, perché si è fatto male Concialdi, si è fatto male Crivello, tra l'altro contro il Gela. Anche altri elementi, come ad esempio Torres, che è un altro centrocampista particolarmente valido, è fuori uso. Quindi anche lì, oltre al fiato corto, anche qualche piccolo problema a livello di infortuni. Il Gela ha praticamente 2 squadre, come si dice in questi casi, e Cacciola sta facendo un grandissimo lavoro, perché li sta ruotando tanto in queste ultime partite. Ed è un allenatore, lo abbiamo detto poc'anzi fuori diretta, abituato anche al discorso dei playoff, cioè è l'allenatore probabilmente più ideale per affrontare la roulette dei playoff, perché i playoff sono veramente una roulette, anche se in questo momento sono 10 punti di stacco dall'Unitas Sciacca, quindi non ci sarebbero i playoff, loro passerebbero direttamente alla semifinale nazionale. Voltiamo pagina, perché dobbiamo comunque parlare proprio di questo Città di Gela che sbanca la super giovane Castelbuono in casa appunto del Castelbuono. 4-0 il risultato finale. Sentiamo le parole proprio di Gaspare Cacciola.
Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara, siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata, chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio complimenti a tutti, a chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella, di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti, perché ha fatto gol anche Privitera, perciò va bene così. Ma Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori, oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza, sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo, da martedì inizieremo a preparare un'altra finale, le restanti 5 per noi sono tutte finali, come ho detto già dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo queste e da martedì testa all'Oratorio San Ciro, perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso, senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. «30 secondi su questo girone A del campionato di eccellenza, domanda e risposta secca. Chi lo vince, Athletic o Città di Gela?» Allora, per me Athletic vince il campionato e il Gela sale in D tramite playoff. Playoff nazionali? Nazionali. Quindi tu sei dell'idea che probabilmente i 10 punti rimarranno di distacco sì. Con l'Unitas Sciacca. Bene, giriamo subito adesso la nostra pagina perché dobbiamo parlare del girone B. Favore inaspettatamente del Milazzo che sbanca Modica 1-0. Questi sono già i risultati che state vedendo. La Leonfortese che vince a Mister Bianco, il pareggio tra Imesi e Città di Aci Sant'Antonio, pareggio anche tra Ionica FC e Rosmarino, vince questa sorprendente Leonzio 1909 contro il Mazzarone 3-1. Abbiamo già detto del Milazzo che sbanca Modica, la Nebros che continua ad essere sicuramente una delle squadre rivelazioni 2-1 contro il Palazzolo, così come il Città di Avola che conferma la sua forza vincendo in casa del Real Siracusa Belvedere. Ed infine un sorprendente e attenzione vittoria da tenere sicuramente in considerazione, sorprendente vittoria della squadra di un ritrovato allenatore, parliamo di Nicolo Terranova. Di Nicolo Terranova che vince 3-0 contro il Gioiosa. Guardiamo questa classifica che è molto ingarbugliata perché attenzione, Milazzo e Modica in testa con 53, Vittoria con 50, 49 Città di Avola, 47 Nebros, 34 la Leonzio, 32 Imesi con la squadra di Palazzola Creide, 31 Leonfortese, 30 Gioiosa con la Ionica, 28 punti il Rosmarino, 25 Città di Aci Sant'Antonio, 21 Mazzarone, 17 Real Siracusa Belvedere, ultimo posto per il Città di Mister Bianco. Partiamo subito con le immagini di questo big match. Intanto la cosa che mi è piaciuta è comunque che il pubblico ha fatto da cornice ad una bellissima giornata di sport. L'amarezza dei ragazzi di Milazzo è che i propri tifosi invece non c'erano e questa cosa un po' mi sorprende perché, parliamoci chiaro, stiamo parlando e vivendo un campionato di dilettantismo puro, anche se di dilettantismo c'è poco, ma parliamo di eccellenza. Perché vietare la possibilità ai tifosi di Milazzo di andare a Modica? Io non condivido questa scelta. È un quesito che non troverà mai risposta, Ettore, perché lo dicono tutti che i tifosi sono il sale del calcio, ma soprattutto tra i dilettanti, soprattutto a questi livelli, soprattutto in piazze che
Parliamoci chiaro, Modica, anche Vittoria stessa, anche dall'altra parte Gela, una grande mancanza è stata quella dell'assenza dei tifosi del Gela a Terrasini per la partita con l'Athletic. Anche quella, vabbè, lì c'era anche un problema di capienza. Lì però, c'era un diceva, problema di Clemente. anche di capienza. Sono piazze che veramente respirano calcio e sono piazze che meriterebbero di essere seguite dai tifosi in qualunque campo vadano a giocare. Il Milazzo sta facendo una rincorsa pazzesca, sta facendo un campionato probabilmente inaspettato. Al di sopra anche delle sue qualità tecniche, perché comunque sappiamo benissimo quanto ha speso il Modica o il Vittoria e quanto ha speso il Milazzo. Le parole di Bognani sono state sempre molto chiare: noi abbiamo speso la metà della metà della metà di quello che hanno speso le altre, ma noi siamo al primo posto. Questo è il rigore di La Spada. Ma sentiamo a questo punto la voce proprio di mister Bognani, che a fine partita insomma era molto amareggiato perché insomma aveva un'adrenalina esagerata per un big match che probabilmente può decidere il campionato. Sentiamo le sue parole. L'ho sempre detto, lo ripeto, per qualcuno io faccio delle interviste fotocopie, ma è quello che io parlo sempre per quello che pensa il cuore. Ho un grandissimo spogliatoio, ho una grande famiglia, ho dei ragazzi straordinari, ho dei ragazzi che credono in quello che facciamo, ho dei ragazzi ed è merito per quello che si sta vedendo quest'anno solo dei miei giocatori, dei tifosi straordinari. Abbiamo una tifoseria straordinaria a cui io sono legato. Hanno capito il professionista e hanno capito che persona sono. Sarò sempre e darò tutto per questa splendida maglia, io e i miei splendidi giocatori. I meriti vanno a loro, ripeto, perché anche oggi hanno fatto un'impresa contro tutto e contro tutti, hanno fatto un'impresa contro la squadra che secondo tutti deve vincere e stravincere il campionato. Oggi i ragazzi sono stati encomiabili, sono stati straordinari, sono stati commoventi e sono riusciti a portare una grande vittoria a casa. Secondo me questa squadra sta facendo qualcosa di unico. Abbiamo gestito la partita per 75-80 minuti senza rischiare niente, poi giustamente loro hanno messo tutti gli attaccanti che avevano, hanno alzato il baricentro e buttavano palloni in mezzo. E lì siamo stati ancora di più eroici perché levando quelle due traverse poi abbiamo battagliato su ogni centimetro del campo, abbiamo fatto riaggressione immediata, abbiamo fatto tutto, abbiamo messo il cuore oltre l'ostacolo e gli abbracci finali sono la testimonianza di questa cosa straordinaria che sta avvenendo. Non abbiamo fatto niente, dobbiamo lottare perché il campionato è ancora lungo, ci sono 5 finali, ci giochiamo questo sprint e poi vediamo dove arriviamo, però da stasera usciamo ancora di più a testa alta. Abbiamo passato un mese brutto perché non siamo riusciti a vincere, però in molte partite abbiamo, penso, meritato di vincere e quando ci sono questi arbitri che hanno personalità e danno i rigori che ci sono, la mia squadra è protagonista sempre dentro il campo. L'arbitro ha visto rigore che c'era e ci ha dato il rigore con cui abbiamo vinto la partita e abbiamo secondo me meritato per il cuore e l'orgoglio che abbiamo messo in campo. I meriti vanno ai ragazzi e a chi ha creduto in noi. Non abbiamo fatto niente, umiltà, testa bassa, i ragazzi sono già carichi per martedì, poi ce la giochiamo, abbiamo avversari importanti davanti, siamo uomini forti, c'è un destino forte, da giocare, da lottare, da guadagnare. Testa bassa, umiltà, lavoriamo e continuiamo a essere protagonisti. Abbiamo pochi minuti prima dei saluti, 5 partite, 5 finali, ma attenzione perché domenica c'è Milazzo-Vittoria ed è veramente una partita da tripla. Che ne pensi, Francesco? Quasi quasi ne potrebbe approfittare di nuovo il Modica. Siamo in zona Ferrara, lo sappiamo tutti, il fatto che tu abbia detto sconfitta in attesa del Modica, penso principalmente per quello, perché il cammino del Milazzo fin qui è stato esaltante. Vedremo, quella vecchia Volpe è sempre lì in agguato. Ma lui è uno che conosce bene la categoria, ha già vinto, è un allenatore che secondo me non ha mollato anche dopo questa sconfitta. Assolutamente no, penso anzi che questa sconfitta sia il suo carburante per il finale di stagione. Secondo me farà tifo per un pareggino, anche perché il Vittoria potenzialmente giocatori e allenatori alla mano, secondo me è ancora non pericoloso di più. Però è anche vero che dalla sua il Milazzo viene da una vittoria che nessuno aveva pronosticato a Modica e scenderanno in campo, ci saranno i loro tifosi, voglio dire,
quell'adrenalina che avevano a Modica, secondo me ce l'hanno ancora nelle scarpette. E c'è anche voglia di festeggiare, intanto festeggiare la vittoria di domenica per i tifosi che non erano a Modica, e anche di dare una spinta in più, perché si gioca qui il campionato. Se vinci anche contro il Vittoria dopo aver vinto a Modica, dai un segnale importante. Forte. Insomma, ci piace questo girone B, perché il girone A bene o male è concentrato su 2, mentre invece qui ci sono più squadre. E ti dirò, faccio un enorme plauso all'Avola, perché è appena un punto sotto al Vittoria. Mister Sirugo da matricola sta facendo, non dico un miracolo, ma sta facendo grandi una nota cose. positiva anche alla Nebros comunque. Però non è scusa appunto che i playoff possono ingarbugliarsi, ancora bisogna vedere le prossime 5 finali, come ha detto appunto mister Bognanni. Abbiamo chiuso la puntata odierna, come al solito sono sempre molto contento quando mi viene Francesco Cammuca in trasmissione, perché con lui insomma non facciamo una trasmissione, chiacchieriamo, perché conosciamo talmente bene i particolari di questo mondo dilettantistico. Sport Sicily ormai è diventata una meravigliosa realtà del calcio dilettantistico. Avete fatto un lavoro, state facendo un lavoro insieme a Wii Sport meraviglioso, siete l'immagine del calcio in Sicilia e che riesce a farsi vedere anche al di là appunto dei confini della nostra bella isola. Ti ringrazio Ettore, per noi è sempre un piacere, perché sappiamo anche quanto i tifosi e anche i tesserati ci tengano anche a mostrare il lato bello del calcio. Certo. Allora in bocca al lupo, buon lavoro, lupo. Ma non mi ha detto però il risultato potenzialmente sulla vincente del girone B. Allora, come ho fatto prima, ti dico, il campionato potrà sembrare strano al Modica, e secondo me Vittoria favorito per vincere i playoff di girone. Addirittura. Non me ne voglia Bognanni. No, sì, assolutamente, ci mancherebbe. Grazie Francesco. Grazie a te. Abbiamo chiuso la puntata odierna, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata chiaramente sulla pagina Facebook Penalty, oppure eventualmente andando a visitare il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Noi ci vedremo chiaramente la prossima settimana. La prossima settimana, attenzione, sarà una puntata speciale perché la Serie D non gioca, quindi ampio spazio al campionato di promozione, ma soprattutto al campionato di eccellenza. Grazie per averci scelto, ci vediamo tra 7 giorni.